curriculum addirittura hai lavorato con Gino Landi, che per chi ha la mia età è un nome che fa impressione, un nome veramente che ha fatto la storia della... anche tu hai lavorato con Gino Landi, che ha fatto veramente la storia della televisione italiana. Complimenti, voglio chiamare anche il vostro coreografo Antonello Ardovino. Complimenti davvero ragazze. E questa trasmissione andrà in onda a gennaio, vero? Ama e cambia il mondo, quindi sintonizziamoci, se ci sarà un televoto voteremo sicuramente per voi e per Alina. Allora, non è Ama e cambia il mondo che va in trasmissione, è un programma televisivo che andrà in diretta sul canale 21 ed è, diciamo, un talent proprio sponsorizzato per la Campania, quindi tutti i talenti della Campania che potranno entrare a far parte di questo talent. Senti Antonello, tu che sei da tanti anni, stai studiando da tanti anni, adesso vedere realizzato a 20 anni i tuoi sogni di infanzia, che cosa provi adesso che sei proiettato a Roma? È un'emozione grande, nel senso che comunque io ho avuto la possibilità, nel senso proprio da mio padre che è docente di conservatorio, la possibilità di poter studiare nell'Accademia Nazionale di Roma di Danza con Veronica Peparini, che è la sorella di Giulio Peparini, il coreografo del Ama e cambia il mondo. Sono stato diplomato proprio 4 sabati fa da Gino Landi in canto moderno e danza contemporanea, quindi è stata una grande emozione perché poi adesso è il loro momento, diciamo, anche lei quest'anno con noi si diplomerà ufficialmente in danza e finirà gli studi e lei inizierà invece un nuovo percorso con noi. Complimenti, ecco il bello dei ragazzi che studiano e arrivano, complimenti ragazzi, grazie. Prendiamo con il campionato napoletano, voglio cogliere l'occasione anche per ringraziare Annalisa Tafuri della Casa Gargiulo che come vi dicevo hanno voluto sostenere questa iniziativa, vi ringraziamo veramente, laddove c'è l'amore per la casa, per le cose belle, per l'arredo, le liste di nozze, abbiamo qui a Piano l'eccellenza di Casa Gargiulo, grazie a te.